Sportivi e tifosi, gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da IFUP SRL, azienda leader specializzata nella progettazione e produzione di impianti per il lavaggio dei metalli. Ha sede a Galliera Veneta, Padova, in via Po 1. E un grazie anche a Trivellato Spa, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz per le province di Vicenza, Padova e Rovigo. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, un buon punto su un campo difficile qui a Breno e quindi che serve per muovere la classifica a quota e si arriva a quota 22. Sì, dai, alla fine almeno abbiamo portato a casa un punto. Dispiace per il primo tempo perché non abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo invece siamo riusciti a mettere in difficoltà il Breno, trovando anche la via del gol svariate volte, ma purtroppo la fortuna questa volta non ci ha assistito. Come hai detto te, in un campo difficilissimo, è una squadra che comunque gioca un buon calcio e diciamo che anche il campo non ci ha facilitato, perché oggi il campo, diciamo, non era in ottime condizioni per poter giocare a calcio, però andiamo via con un punto che comunque muove sempre la classifica, pensando già a mercoledì. Appunto, riprendo la considerazione che hai fatto te, un primo tempo avaro di occasioni, perché praticamente da entrambe le parti, mentre il secondo tempo effettivamente si è assistito a un'altra partita da entrambe le squadre, perché anche il Breno ha avuto le sue occasioni, ma probabilmente le più nitide proprio il Montecchio. Secondo te cosa è scattato nella testa dei ragazzi? No, ma al primo tempo non siamo entrati in campo molli, non eravamo convinti, infatti nel primo e secondo tempo mi hanno sentito, e invece nel secondo tempo siamo usciti fuori bene, perché abbiamo reagito al primo tempo sbagliato e adesso cerchiamo di partire da questo secondo tempo per andare a affrontare il Treviso mercoledì. Perfetto, grazie.